Farai molti regali, ma solo alcuni saranno così preziosi da lasciare il segno. Regala un Natale indimenticabile con il bracciale tennis in oro bianco e diamanti, in edizione limitata, a soli €999. Breda Gioielli, storie di persone. Cari amiche e cari amici, eccoci qui per la terza puntata che parla naturalmente della grande pandemia che ci ha colpito da 2 anni a questa parte, e sono onorato di avere ancora ospite il dottor De Conti Fabio. Buongiorno Fabio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, non è facile, perché avere un medico che si presta a parlare di un tema così importante e così anche delicato, no Fabio? Non è assolutamente facile. Lui riesce a elaborare le domande e le risposte che deve dare in maniera tale che mette a proprio agio le persone che ci stanno ad ascoltare. Io vi ricordo che è la terza puntata, ne abbiamo fatte 2, le potete cercare su YouTube o su Veneto Globe, e sono molto ma molto interessanti. Oggi in questa puntata, Fabio, parliamo di futuro, di cure, di possibilità di apertura, stando sempre con l'occhio molto attento a quelle che sono a quello che sta succedendo nel mondo, ma parlare chiaro senza mettere terrore a nessuno. Se tu vuoi incominciare, possiamo iniziare con una tua presentazione della giornata. Allora, ho ricevuto alcune telefonate, alcuni messaggi di persone che mi hanno rimproverato alcuni, amichevolmente. Uno di non aver citato... Non penso che ti abbiano rimproverato per la tua pacatezza, cioè, no. E anche perché tu sei sempre stato molto equilibrato nell'esposizione dei fatti, insomma. Amichevolmente, nel senso di essere più esaustivo. Volevano essere loro al posto tuo. Di essere più esaustivo, per esempio di citare, come ho citato le industrie che producono i vaccini, di citare anche quell'industria italiana che ci ha regalato l'ecografo palmare, e che è, a questo punto non c'è nessunissimo problema, che è la Chiesi Farmaceutici, è un'industria, la più importante industria italiana di farmaci, un'importante industria multinazionale, di Parma, che come dicevo non aveva nessun interesse nel Covid, ma si è prestata in modo estremamente... Ecco, non stiamo facendo naturalmente pubblicità a un'industria farmaceutica, ma diamo atto a quest'industria che senza nessun interesse si è messa a disposizione e ha donato un'apparecchiatura molto importante. E questa era la prima cosa. Poi effettivamente mi sono accorto che l'altra volta, anche per le notizie che circolano, si può essere creato un equivoco tra la definizione di letalità e di mortalità di questa malattia. Questo è importante, perché riuscire a capire qual è il confine e qual è il significato, oltretutto, di letalità e il significato di mortalità, che differenza c'è e come bisogna comportarsi. Insomma. Proprio perché si vede che circolano nel web soprattutto dire: questa è una malattia che ha una mortalità dello 0, quindi una mortalità molto bassa. Mentre l'altra volta io avevo citato che era del 2,4% e quindi completamente diversa. In effetti io sono stato impreciso, nel senso che il 2,4% è la letalità, che significa quante persone muoiono tra tutti quelli che hanno contratto l'infezione.
Quindi in Italia circa 5 milioni di persone hanno contratto l'infezione e abbiamo avuto circa 133.000 morti. Quindi la letalità è il 2,4%. La mortalità invece che cos'è? Tenendo conto, cioè l'infezione, abbiamo avuto 5 milioni di infetti, di persone che hanno contratto il coronavirus. Con 130.000 morti. Con più di 130.000 morti. E questa è la letalità. Che è una letalità non altissima ma significativa. Sì, ma questi 130.000 morti sono tutti morti per Covid o sono morti anche prendendo l'influenza e avendo grandi patologie? Se avessero preso un'influenza non definita Covid, con le patologie che avevano, le percentuali resterebbero le stesse? No. Ecco. No. È stato proprio il Covid che ha creato una situazione che li ha portati alla morte, altrimenti queste persone non sarebbero morte. Dopo magari successivamente sarebbero morte magari di qualcos'altro, dell'aggravamento delle loro patologie se ne avevano, ma non tutti per esempio avevano patologie pregresse. Ci sono persone morte senza patologie significative. E allora, scusa, mi è venuta, magari forse usciamo un attimo dal tema di oggi, però mi è venuta una domanda distinto adesso. Sì. Possiamo dedicare 1 minuto, 2 minuti all'aggressività del virus? Cosa fa quando entra nei nostri polmoni? Cosa succede? I polmoni, le vie respiratorie sono il primo bersaglio, ma non l'unico bersaglio di questo virus. Le persone muoiono prevalentemente, ma non solo, di insufficienza respiratoria, proprio perché i polmoni non riescono più a svolgere la loro funzione di assumere l'ossigeno e di eliminare l'anidride carbonica. Ma poi il virus si estende... Perché questo? Perché noi abbiamo, i polmoni hanno una forma, sono formati da alveoli, cioè da fiori che si aprono e si chiudono, cioè, come si possono chiamare? I polmoni li possiamo rappresentare come le foglie di un albero, ecco. Sì. In cui c'è un tronco, la trachea, i rami che sono i bronchi e le foglie che, come per gli alberi, trasformano la luce in ossigeno. I polmoni trasportano, fanno sì che l'ossigeno che noi riusciamo a respirare dall'aria arrivi nel sangue e dal sangue poi venga distribuito a tutti gli organi e ci permetta di vivere. E allora queste foglie, queste foglie si rinsecchiscono e in un certo senso cadono e quindi i polmoni non riescono più a svolgere la loro funzione. Ecco. E si possono far rivivere queste foglie con? Quando la situazione è recuperabile, le foglie non rinsecchiscono, prima che cadano, ma appunto si afflosciano, ma con il sostegno e con le terapie possono poi riprendere vita. Non tutte completamente, un po' di danni magari ce li riportiamo dietro per sempre, ma comunque quello che resta ci permette di fare una vita. Per semplificare per i nostri ascoltatori quello che tu stai dicendo, queste foglie, questa funzione che hanno i nostri alveoli di assorbire ossigeno e espellere l'anidride carbonica, vengono aggrediti da questo virus e se non presi in tempo possono essere anche letali. Cioè, e a questo punto, se presi immediatamente sono meno pericolosi, ma se per esempio, come il caso di tanti pazienti, passano quei 4, 5, 6 giorni da quando sono stati infettati, si aggrava moltissimo la cosa, perciò bisogna immediatamente fare attenzione a questo.
è fuori di discussione che bisogna fare immediatamente attenzione, ma poi vedremo anche che ognuno ha la propria malattia. Noi andiamo da situazioni completamente asintomatiche, di persone che contraggono il virus, magari riescono anche a trasmetterlo, ma che non hanno nessun sintomo, non hanno nessun disturbo, a situazioni dall'altro lato gravissime che possono portare alla morte. E quindi c'è Allora, tutto un panorama. Sintomo, ha preso il Covid, però non va in ospedale, non fa cure, non ha bisogno di niente. Non Infatti ha poi bisogno. quando parleremo delle cure, parleremo Sì, di ok. chi curare e con quali cure. Tu parlavi di letalità e mortalità. Sì. Io ti ho interrotto, vuoi terminare questo? Riprendiamo l'argomento. Mentre la mortalità, che è molto bassa, ma perché è molto bassa? Perché il rapporto è tra i deceduti per questa malattia e tutta la popolazione potenzialmente esposta, che in Italia sono quasi 60 milioni. E quindi su 133.000 deceduti il denominatore sono 60 milioni e non più 5 milioni. Certo. Ed è per questo che la mortalità è 0, ma a noi interessa molto di più la letalità, cioè tra le persone che si ammalano, quante hanno una forma grave? Ecco, perciò bisogna fare attenzione quando qualcuno obietta, dicono ma la mortalità su 60 milioni di abitanti è 0, è 0, perciò non ha importanza, muoiono più di cancro, muoiono più di tumore, muoiono più di altre patologie, piuttosto che morire di questa. Però ecco, vedi, quello che non è mai stato chiarito, e questo deve essere chiaro per i nostri ascoltatori, che è vero quello che dicono, che la percentuale è bassa di mortalità, però è pur vero che la letalità, cioè la pericolosità del virus è tale che può raggiungere negli infettati un numero di decessi che ha una percentuale importante. Nel 2020 negli Stati Uniti il Covid è stata la terza causa di morte. Perciò, bene. Allora, io direi, siccome abbiamo degli amici che sostengono questa trasmissione, nella prima parte, perché passa velocissimo, sai, il tempo, e avremo molte cose da dirci, avremo molte cose da dire anche ai nostri ascoltatori e magari ascoltare anche delle domande che ci fanno, e io te le farò a te, perciò scrivete su Veneto Globe, fate pure delle domande e il nostro amico Fabio ci risponderà. Allora dico, noi abbiamo degli amici, io oggi ho qui un pezzo da 90 che troverete alla gioielleria Breda in Viale Carducci. Il pezzo da 90 è questo fantastico orologio che adesso prendo in mano, cerco di farvelo vedere velocemente perché il tempo scorre e io voglio parlarvi anche di naturalmente continuare a parlare del Covid. Questo è un Bulova e sono stati fatti, mi leggo le note che ho preso, se riesco, eccole qua, vedi regia, questo è l'orologio, ne sono stati fatti 5.000 pezzi in tutto il mondo e sono stati fatti in occasione del celebrativo dell'Apollo 15. Questo qui è contrassegnato con il numero 2289. È un pezzo fantastico, anche la parte dietro è messa in maniera, cioè è stampata in maniera che celebra questo evento e perciò potete portarvi a casa
un pezzo fantastico. Basta rivolgersi alla gioielleria Breda di Viale Carducci. E adesso andiamo a vedere chi sono. Elegante, informale, chic, rock o dark. Breda Gioielli veste qualsiasi stile. Gioielli artigianali e orologi dei migliori brand. A Conegliano in Viale Carducci 1. Breda Gioielli, storie di persone. Eccoci rientrati in studio. Fabio, tu ci volevi raccontare un piccolo aneddoto, si può dire così, sì, che hai ricavato dalla lettura. Non so, tu sei sul pezzo dalla mattina alla sera, leggi continuamente, ti informi, sei andato in pensione ma continui, fai anche dei convegni? No, in questo momento, a parte queste trasmissioni, faccio il pensionato. E come qualsiasi pensionato penso si debba interessare, leggere, bravo. occupare, incontrare le persone. Bene, ed allora essere utile. Facci sentire. Allora, questa breve favoletta è stata scritta da Igino, che è un letterato del I secolo avanti Cristo, dell'epoca romana. Ed è intitolato La cura. Ecco. Ed è intitolato La cura. Cura che in latino significa sia preoccupazione sia sollecitudine. E quindi la cura è ci si preoccupa e ci si dedica. Quindi, la cura, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso. Pensierosa ne raccolse un po' e incominciò a dargli forma. Mentre era intenta a stabilire che cosa avesse fatto, intervenne Giove. La cura lo pregò di infondere lo spirito a ciò che essa aveva fatto. Giove acconsentì volentieri. Ma quando la cura pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle che fosse imposto il proprio. Mentre la cura e Giove disputavano sul nome, intervenne anche la terra, reclamando che a ciò che era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché aveva dato ad esso una parte del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice, il quale comunicò ai contendenti la seguente giusta decisione. Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo spirito. Tu, terra, che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la cura che per prima diede forma a questo essere, finché esso vive, lo possieda la cura. Per quanto concerne la controversia sul nome, si chiami Homo, perché è fatto di humus, quindi di terra. Il significato di questa favoletta è piuttosto semplice. L'uomo viene messo al mondo dalla cura e alla cura resta sempre affidato finché è in vita. La stessa cura, pur non essendo creatrice dello spirito che anima il singolo individuo, è colei che si preoccupa e crea le condizioni affinché uno spirito sia. Bellissima, molto bella, significativa e diciamo che con delle semplificazioni nella interpretazione di questo racconto ci fa capire che non si scosta molto dal nome Dio. Quella era mitologia greca e quindi va inserito in quell'epoca con questa disputa tra dei, con questa disputa tra questi personaggi mitologici. Però mi piace perché la cura è padrona del corpo e dello spirito. Sì. Cioè, in vita. In vita. Se la cura non funziona, non c'è più tutto il resto. Bene, allora parliamo delle cure di queste patologie che ci hanno investito negli ultimi 2 anni. Innanzitutto continuiamo a sottolineare che
Il trattamento più importante è la prevenzione. La prevenzione che è fatta di vaccini da una parte e di norme di comportamento, di mascherina, di disinfezione, di rispettare le distanze. Dopo interviene la cura. La cura interviene nel momento in cui c'è già stato un contatto con il virus è entrato e ha incominciato ad agire nel nostro organismo. Noi parliamo di cura, ma in realtà bisognerebbe parlare di cure, perché è quale cura per quale paziente. Le cure sono, sì, da un lato standardizzate, ma i pazienti non sono standard. Ogni paziente ha le proprie caratteristiche di singolarità. E qui c'è un concetto molto importante. Perché? Bisogna distinguere tra chi è a contatto con l'infezione, chi sviluppa la malattia e che malattia sviluppa. In Veneto cosa sta succedendo in questi giorni? In questi giorni ci sono 22.652 infetti, cioè persone che hanno il virus. Di questi 434 sono in ospedale e 69 in terapia intensiva. Quindi su un numero di 22.000, 434 in ospedale, 69 in terapia intensiva. Questo, grazie, rispetto a un anno fa, è perché nel frattempo ci sono stati i vaccini che hanno abbattuto ovviamente per tantissime persone, per tutti quelli che hanno fatto il vaccino, la gravità della malattia e quindi ha ridotto significativamente le ospedalizzazioni. Ma questo sta anche a significare che nel gran numero di persone che si infettano, solo una piccola parte ha poi necessità di cure di secondo livello. La stragrande maggioranza sono o asintomatici o con una malattia lieve o con una malattia che può essere gestita a domicilio. Questo sta a significare che per una fetta molto importante di popolazione non servono dei presidi medici particolarmente aggressivi, ma diventa importante da parte del medico la conoscenza del suo paziente, la conoscenza di tutte le patologie che ha, per seguirlo passo passo, che nel momento in cui la situazione dovesse precipitare intervengo con presidi e con terapie di secondo livello. Per cui dare a tutti, contraggo il virus e incomincio a prendere questo e quest'altro farmaco, può essere inutile, se non addirittura dannoso. Se io do dei farmaci, non sono zuccherini, sono dei principi attivi che hanno effetti benefici ma possono avere effetti collaterali. E se il paziente non ha bisogno di prendere il farmaco perché la sua malattia non lo richiede, diventa solo esporlo a rischi di danno e non a beneficio. Ecco, qui vorrei entrare nell'ultima parte della trasmissione per farti spiegare la differenza tra l'intervento su una persona vaccinata e una persona non vaccinata. Quali cure, che differenza? Le cure sono al giorno d'oggi leggermente diverse. Quello che fa la differenza è che la persona vaccinata molto probabilmente non svilupperà una forma grave, mentre la persona non vaccinata va tenuta sotto stretta osservazione perché soprattutto se ha dei fattori di rischio di gravità di malattia. Il primo fattore di rischio è l'età, il secondo l'obesità, le malattie cardiovascolari, le malattie croniche, il diabete, l'insufficienza renale, le epatopatie. Queste persone non è automatico che sviluppino una forma grave, ma hanno dei rischi maggiori di sviluppare e di avere una forma grave e quindi vanno tenuti sotto stretta osservazione. In che modo?
Innanzitutto, essendo una malattia del respiro, bisogna controllare l'ossigenazione e quindi la saturazione, i sintomi respiratori. Ma non sono gli unici sintomi, vanno valutati anche gli altri sintomi, la fatica, se ha altre patologie, questa infezione può aggravare altre patologie, può far precipitare uno scompenso cardiaco o un diabete, ad esempio, che si può scompensare. E quindi questi sono gli elementi, in modo che si segue passo passo il paziente, la progressione è sotto controllo e quindi va verso una guarigione, il paziente può stare tranquillamente a casa con degli antinfiammatori, con dei farmaci sintomatici, eventualmente non in una prima fase, perché in una prima fase non va utilizzato il cortisone, perché può peggiorare la malattia, in un secondo momento si può utilizzare anche del cortisone secondo le tipologie e le dosi adeguate che i medici conoscono. Nel momento in cui la situazione non è più stabile e non è più tranquilla, il paziente si rivolge all'ospedale e viene eventualmente valutato e, se c'è necessità, ricoverato per terapie di secondo livello. Già però in questa prima fase abbiamo a disposizione da marzo di quest'anno i cosiddetti anticorpi monoclonali. Gli anticorpi monoclonali non sono che però non sono stati usati, in maniera molto... Sono stati usati, il Veneto è tra le regioni che li ha usati di più e vanno usati entro i primi giorni dal contagio, perché altrimenti non funzionano. Ma cosa sono gli anticorpi monoclonali? Gli anticorpi, come gli anticorpi che noi produciamo dopo aver fatto una vaccinazione, questi sono anticorpi di sintesi, cioè creati in laboratorio, umani, quindi sono come i nostri, ma sono di laboratorio e quindi una persona che non ha anticorpi o perché non ha risposto o perché pur vaccinata non ha risposto o perché non si è vaccinata, abbiamo la possibilità, se ha i fattori di rischio di gravità di malattia, quindi ha più di 65 anni, è obesa, malattia cardiovascolare, eccetera, 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 i medici del pronto soccorso, i medici dell'ospedale hanno quest'arma a disposizione, che il paziente deve andare in ospedale, deve fare una flebo, deve rimanere lì alcune ore in osservazione e può ricevere questa terapia di prima barriera che in una certa percentuale di casi, una buona percentuale di casi, rallenta o comunque riduce la progressione della malattia, in modo che non sviluppi una forma grave. Certo, noi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, mi dispiace. Se tu hai qualcosa da inserire prima dei saluti, fallo pure. Prima dei saluti una finestra di ottimismo, perché stanno per arrivare anche i farmaci antivirali. Noi fino adesso abbiamo utilizzato degli antivirali, ma non avevamo un farmaco antivirale specifico per questa malattia, per curare questo virus. Stanno per essere registrati, sono stati visti molto efficaci, ma anche per questi farmaci non impediscono di contrarre la malattia. Si possono usare nelle primissime fasi, appena viene contratta una malattia, e anche in questo caso per tutta la popolazione a rischio. Oggi non abbiamo affrontato il problema dei costi. Una terapia con farmaci, con anticorpi monoclonali, costa più o meno 2.000 euro, una singola terapia. Il costo di questi farmaci antivirali ancora non è stabilito, ma un ciclo di terapia con questi farmaci antivirali probabilmente si aggirerà tra i 500 e i 600 euro e quindi sono costi impegnativi per il sistema sanitario. Certo. Allora noi diciamo ai nostri ascoltatori di essere positivi, nel senso della vita
la vita è una cosa bella, la nostra medicina, i nostri medici sono dei professionisti, la medicina è ad alto livello, ci sarà qualcuno che sbaglia, però alla fine ci sono molte persone, molti medici, molti infermieri che lavorano perché noi pazienti, anche loro pazienti, perché tutti siamo pazienti, anche i medici, possano superare questi momenti di grande tensione, di grande malattia, di grande contraddizione anche fra le parti pro e contro. Noi non abbiamo voluto fare un contraddittorio, però siamo disponibili, magari studieremo nelle prossime puntate, di ricevere delle domande anche molto forti e noi cercheremo di rispondere e di essere naturalmente più esaustivi possibile per darvi la tranquillità della vita, la tranquillità del futuro. È una cosa che mi sento di dire anche alle persone più a rischio, le persone anziane, le persone che hanno superato una certa età, non abbandonate mai l'idea della vita. La vita è una bella cosa, anche se si è compiuto qualche anno in più della nostra giovinezza, noi però con questa testa possiamo superare tutte le malattie del mondo. Grazie Fabio, speriamo di vederci ancora, metteremo a punto qualcosa per non abbandonare questa serie, però per oggi è finita la terza puntata. Un ultimo messaggio, non per banalizzare, ma prevenire è meglio che curare. Certamente. Quindi ci si vaccina, poi sappiamo che abbiamo delle altre armi, ma anche le altre armi possono avere, sono comunque farmaci, possono avere effetti collaterali e possono creare qualche problema oltre che curare. Quindi vaccinatevi. Naturalmente grazie ai nostri amici della gioielleria Breda, grazie a Veneto Globe che ha messo a disposizione la propria piattaforma, la propria struttura per poter parlare di questa pandemia e di andare naturalmente in tutto il mondo. Ci possono vedere da nord a sud, da est a ovest e non per ultimo come importanza, naturalmente Fabio, io ti ringrazio per averci dato la possibilità di fare questa trasmissione che è molto importante. Bruno, grazie a te e ai tecnici che ci supportano. Grazie Fabio, grazie a tutti e arrivederci. Farai molti regali, ma solo alcuni saranno così preziosi da lasciare il segno. Regala un Natale indimenticabile con il bracciale tennis in oro bianco e diamanti, in edizione limitata a soli €999. Breda Gioielli, storie di persone.